Legno Interni, falegnameria dal 1946. Rivenditore di porte a Udine, Gorizia e Trieste. Porte blindate, pavimenti, serramenti, scale, arredi su misura. Punto di riferimento nella qualità e nel design. La falegnameria opera nel campo dell'artigianato e mette a disposizione del cliente la sua conoscenza per offrire un prodotto all'avanguardia in grado di soddisfare anche i clienti più esigenti. Legno Interni, la tua casa su misura. Più 1. Questa mattina a San Giovanni a Natisone si è festeggiata la locale protezione civile, anche in occasione della settimana di Io non rischio. Allora andiamo a sentire le parole del sindaco Carlo Pali. Bisogna essere sempre consapevoli, no? E questo sicuramente è un evento che dà consapevolezza. Il lavoro che fanno i volontari civici, i volontari di protezione civile è un lavoro molto importante. Molto spesso non viene visto, ma è un lavoro veramente indispensabile in quei momenti di emergenza, in quei momenti in cui bisogna andare a soccorrere le persone che sono in difficoltà. Il lavoro che fanno è premiante da quel punto di vista, quindi bisogna sempre ringraziare coloro che in maniera gratuita aiutano e vanno in soccorso del prossimo che si trova in un momento di bisogno. Quindi penso che questo evento sia doveroso nei confronti di tutti coloro che fanno parte della protezione civile, non soltanto della nostra comunità ma a livello nazionale, a livello regionale. È importante che ci siano perché ci danno sicurezza. Nel contesto si è anche approfittato per ricordare anche le benemerenze per quanto riguarda importanti personaggi, indirettamente non del comune, che danno il loro contributo per far conoscere San Giovanni anche fuori dai confini. Sì, tra l'altro c'erano molti giovani, quindi questo è un messaggio in più. Bisogna valorizzare il lavoro che fanno i giovani, bisogna valorizzare il percorso che hanno intrapreso e incitarli a continuare questo percorso virtuoso. Quindi ce n'erano 12 di benemerenze, credo che 8-9 fossero di persone under 35, persone che si sono già iniziate a distinguere a livello regionale, a livello nazionale e a livello internazionale. È giusto che queste persone vengano premiate, venga data loro una benemerenza perché in qualche maniera mettono in risalto tutta la comunità. Soddisfazione espressa anche dal capogruppo comunale Andrea Grasso, tra l'altro impegnato nelle prime ore in un campo profughi in Slovacchia all'inizio del conflitto ucraino-russo. Che la guerra noi la viviamo, la vediamo in televisione, la percepiamo come vicina, però non abbiamo idea di cosa sta succedendo, e in quella settimana lì di permanenza vicino al confine abbiamo avuto modo davvero di capire quanta sofferenza porta una guerra e quante persone in difficoltà sono costrette a lasciare le loro case, ad andare via, a scappare, a mollare tutto. Senta, la frase fatta: quando l'emergenza chiama, la protezione civile risponde. Sempre, le emergenze purtroppo ci vengono a cercare a volte e noi dobbiamo essere sempre pronti a rispondere. Qui abbiamo una squadra di 36 persone sempre disponibili e quando succede qualcosa, sia in ambito locale che in ambito regionale, siamo pronti a rispondere. Lei ha lanciato un messaggio: bisogna continuare ad aiutare perché non si sa mai cosa può succedere. Naturalmente, e soprattutto abbiamo bisogno di nuove forze, di nuovi volontari, di nuove persone normali che vogliano provare a fare cose speciali e mettersi in gioco. Allora, auguri. Grazie. Complimenti ancora. Grazie. Legno Interni, falegnameria dal 1946. Rivenditore di porte a Udine, Gorizia e Trieste. Porte blindate, pavimenti, serramenti, scale, arredi su misura. Punto di riferimento nella qualità e nel design. La falegnameria opera nel campo dell'artigianato e mette a disposizione del cliente la sua conoscenza per offrire un prodotto all'avanguardia in grado di soddisfare anche i clienti più esigenti. Legno Interni, la tua casa su misura.